Molto bravissimo, però mi tocca molto bravissimo. È fondamentale, no? Peraltro ieri abbiamo Anche finanziato con le Proloco il progetto, quello, sono innegata su queste cose qua, quello del mistero. lo sveglia. Bla bla. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa bellissima location del Consiglio regionale alla presentazione di un libro che è un libro dell'anima di Sospirolo. Il testo e il titolo di questo libro è L'oro di Cornia. Già il titolo fa pensare, fa presagire un insieme di elementi che messi insieme ci raccontano una storia, la storia del territorio di Sospirolo, della Certosa di Vedana, delle Masiere e di una comunità che ha saputo nel tempo mantenere il pregio e le caratteristiche del proprio territorio. Un territorio magari non conosciutissimo, un territorio che ha bisogno sempre della nostra attenzione. E qualche sera fa abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un evento per cercare dei fondi per trovare un aiuto per la riscostruzione e il restauro del campanile della chiesa di San Gottardo. La chiesa di San Gottardo, poi magari i nostri ospiti ci faranno un approfondimento, è profondamente legata alla Certosa di Vedana. E quindi è anche un appello quello che faccio io oggi. Adesso vado a presentarvi i nostri ospiti, che sono anche gli ideatori e gli autori di questo libro meraviglioso. E abbiamo alla mia destra, non me ne voglia la dottoressa, il Federico Brancaleone, che è il vicepresidente della Proloco Monti del Sole, che è stata poi il capofila di tutto questo progetto. Poi abbiamo Alba Barattin, docente e curatrice del libro. Abbiamo Francesco Bacchetti, presidente onorario della Proloco, sempre ai Monti del Sole, e il geologo Danilo Giordano, che ha seguito tutta quanta la parte che all'interno del libro approfondisce proprio le questioni geologiche. Quindi io li ringrazio. E in questa occasione vi porto anche i saluti del presidente Ciambetti, che oggi era impegnato in altro, e del nostro segretario generale, il dottor Roberto Valente. So che anche il presidente Ciambetti conosce molto bene queste zone perché da ciclista le frequenta molto spesso e quindi aveva piacere, insomma, di conoscere questa realtà. Gli faremo avere il libro e magari avrà anche l'occasione di venire a visitare le vostre bellissime zone. Adesso io non rubo altro tempo ai relatori perché il tempo stringe e vi auguro una buona presentazione. Buongiorno a tutti, grazie. È doveroso iniziare con un grazie alla Regione del Veneto, in particolare alla consigliera Silvia Cestaro, perché è un onore essere qui in questo posto prestigioso per presentare questa pubblicazione nell'anno, fra l'altro, del decennale, quindi un lavoro che trova riscontro perché con un argomento che è ancora attuale di interesse, quindi davvero un ringraziamento da parte della Proloco Monti del Sole di Sospirolo per l'invito. Questa pubblicazione, promossa e pubblicata dalla Proloco con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sospirolo e di vari enti, istituzioni del territorio, è incentrata su un'area particolare, l'area delle Masiere di Vedana. Lo si trova nel sottotitolo del libro, un territorio che si stende a cavallo tra due comuni che sono quelli di Sospirolo e di Sedico, siamo in provincia di Belluno, lungo l'asse del basso corso del torrente Cordevole. Una pubblicazione che ha un intento divulgativo, quindi si rivolge a un pubblico eterogeneo, non specializzato nella materia. È un'opera che si divide in 3 sezioni principali.
partendo da quella geologico-naturalistica introduttiva, e che quindi ci invita a conoscere il paesaggio dal punto di vista della sua conformazione territoriale. Poi una parte dedicata all'approfondimento storico, letterario, relativo sempre al territorio, e una diciamo più divulgativa in senso stretto, quindi finalizzata a proporre dei percorsi, degli itinerari esplorativi anche interessanti dal punto di vista turistico e per appassionati nel territorio. Si avvale del contributo anche, oltre che dalla parte testuale, anche di numerose fotografie che invitano appunto i lettori a conoscere da vicino il territorio e a far mostrare proprio del luogo di cui parliamo. Un lavoro che ha visto insieme al lavoro per vario tempo specialisti di varie discipline, quindi dalla geologia alla botanica all'archeologia, come anche cultori di storia locale toponomastica o scrittori appassionati di alpinismo ed escursionismo. Tutti questi rappresentanti di varie discipline, ma soprattutto anche amici, perché è nato davvero un gruppo di lavoro, hanno unito le forze per dare vita a queste opere il cui contenuto è evidenziato nel sottotitolo, anche la natura e gli uomini nel paesaggio delle Masiere di Vedana, che vuole proprio porre anche il focus su quelli che sono i due elementi principali di cui parliamo, quindi territorio sì, con la sua natura, i paesaggi magnifici che abbiamo nel Sospirolese, ma anche l'uomo, come ha vissuto nel corso del tempo questo territorio, dalla conoscenza all'utilizzo anche delle risorse che questo territorio ha concesso. Per poi parlare anche di quello che Francesco Piero Franchi introduce proprio nella parte introduttiva al volume, che sono le implicazioni morali del paesaggio bellunese. Dunque alcuni aspetti che meritano di essere indagati perché coinvolgono proprio gli uomini, implicazioni morali che spaziano da una serie di diciamo così leggende e racconti che riguardano il territorio, da cui il titolo poi principale, l'oro di Cornia, visto come valore simbolico ma anche proprio legato a degli episodi, a delle leggende, delle storie che lo riguardano, come anche morali per il tipo di intervento che ha fatto l'uomo nel paesaggio, e mi riferisco in questo caso alle attività estrattive di cava che lo hanno caratterizzato. Non mi dilungo oltre, io passo già la parola a chi ha aperto, dopo la parte introduttiva, il libro, e quindi abbiamo iniziato proprio a raccontarlo dal punto di vista della conformazione territoriale, quindi dalla natura, e in particolare gli aspetti geologici della Masiere di Vedana e la frana del Monte Peron, che sono proprio i due capitoli che aprono il volume, e ascoltiamo questo attraverso la voce di Danilo Giordano. Partiamo da lui, due cose brevissime, ma laureato in scienze geologiche all'Università di Padova, insegnante anche di geologia all'Istituto Follador di Agordo, che è una delle eccellenze del nostro territorio. Io, Danilo, passerei la parola, che così capiamo più da vicino come si sono formate queste masiere, che cosa sono, anche perché di fatto non l'ho ancora detto. Grazie Federico. Io vorrei prendere spunto dalla immagine di copertina del libro, dove troviamo il Monte Peron che si riflette nel lago di Vedana. Quello che ho cercato di fare sono state delle riflessioni sul paesaggio delle Masiere di Vedana, che riprendono proprio gli aspetti geologici. Noi, se guardiamo il Monte Peron, ci accorgiamo subito che è un po' anomalo, gli strati sono verticali, non sono orizzontali come succede normalmente per le montagne. Questo significa che ci troviamo in un'area particolarmente, diciamo, tettonizzata, direbbero i geologi, cioè una zona chiave della provincia di Belluno, lungo una faglia che si chiama Linea di Belluno, che è una faglia ancora tettonicamente attiva, e al di sopra di questa faglia abbiamo questa montagna con gli strati ripiegati a forma di, si dice piega a ginocchio, perché abbiamo questi strati verticali. La frana si è staccata da questo monte proprio
a causa anche di questi strati che sono stati tettonizzati, sono stati ripiegati, sono stati fratturati e quindi si sono indeboliti ancora durante l'orogenesi alpina. La zona delle Maserie di Vedana si trova, geologicamente parlando, sul fianco nord della Val Belluna, che è una valle estremamente particolare perché è una valle molto ampia. Ricordo che quando facevo le elementari la mia maestra diceva è una valle glaciale. Non si tratta in realtà di una valle glaciale, è una valle tettonica, perché la Val Belluna corrisponde a una grande piega degli strati, si chiama piega sinclinale, cioè una piega con gli strati fatti come una grande scodella, disposti come una vasca da bagno nel caso della Val Belluna. E in nucleo ci sono terreni più recenti. Nella zona di Sospirolo, nella zona della frana, troviamo proprio degli strati particolari che sono l'arenaria glauconitica di Belluno e altre rocce che sono tra le rocce più recenti di tutta la provincia di Belluno. La frana, in realtà, ci sono moltissime teorie sulla frana delle Maserie di Vedana. Se noi andiamo a leggere la storia del pensiero geologico sulle Maserie di Vedana, troviamo scritto tutto il contrario di tutto, possiamo dire. Si parte da una frana, si continua poi con una frana caduta sul ghiacciaio e trasportata al ghiacciaio, quindi geologicamente quella che viene detta Marocca, e per poi successivamente ritornare all'ipotesi frana. Io ho cercato di studiare questa frana basandomi soprattutto sugli studi di Giovanni Battista Pellegrini, geomorfologo bellunese, e ho anche parlato con lui tante volte prima di scrivere il testo sulla frana delle Maserie di Vedana. L'idea di Giovanni Battista Pellegrini, che condivido pienamente, è quella che la frana non sia stata un unico evento, ma siano stati più eventi, alcuni, i primi proprio caduti alla fine della glaciazione durante il ritiro dei ghiacciai, quindi la frana sarebbe caduta sulla lingua glaciale in fase di ritiro e sarebbe stata trasportata avanti dal ghiacciaio, quindi quella che i geologi chiamano, come dicevo prima, Marocca. Però al di sopra di questi depositi trasportati al ghiacciaio sicuramente esiste una frana più recente che viene chiamata rock avalanche, cioè valanga di roccia. I rock avalanche sono delle frane estremamente particolari di cui si conosce poco perché sono studiate da poco tempo. Durante gli anni 60, quando c'erano i problemi con la frana del Vajont, non si sapeva ancora, non si capiva che le frane di grandi dimensioni possono raggiungere velocità eccezionali. E il rock avalanche è una frana che deve essere di grandi dimensioni per essere definito un rock avalanche, almeno 10 milioni di metri cubi. La frana delle Maserie di Vedana supera i 100 milioni di metri cubi di volume, e sono frane che per motivi abbastanza particolari, che fino a qualche decennio fa non venivano spiegate con le leggi della fisica, possono raggiungere velocità di 100-200 km orari e percorrere distanze inspiegabili nell'ambito delle normali frane. Questo è stato un po' una scoperta recente, e la frana delle Maserie di Vedana è stata ulteriormente studiata dopo i lavori di Pellegrini per cercare di datarli questi depositi, perché si sa che tipo di frana è, però si fa ancora fatica a capire quando è caduta. Sicuramente non è caduta in epoca storica sopra l'antica città di Cornia, è caduta prima, però gli ultimi studi, che non sono riportati nel libro perché sono usciti dopo il periodo in cui avevo scritto il libro, riportano un po' in avanti l'età di caduta della frana, che ancora non è assolutamente definita, perché si pensa che sia intorno ai 3000 anni fa, però ancora le cose non sono certe. Quindi, tornando alle riflessioni che dicevo prima, la frana delle Maserie di Vedana è una frana che fa tuttora riflettere. Io passerei di nuovo il microfono a Federico. Grazie. Adesso, dicevo, abbiamo conosciuto un po' così in breve, ma poi invito naturalmente a consultare il volume, perché lì quello che Danilo Giordano adesso ha riassunto è ben evidenziato anche con l'aiuto di alcune immagini e di alcuni grafici e rappresentazioni, insomma, che spiegano un po' quella che è stata l'evoluzione della frana. Adesso entriamo un po' più cambiamo un po' ambito e restiamo sempre naturalmente nel Maserie di Vedana, ma lo facciamo e conosciamo un po' più da vicino quello che è l'aspetto
storico e letterario, e così la letteratura che ha riguardato un po' quella zona, e lo facciamo con la voce di Alba Barattin, che presento, ha insegnato materie letterarie e attualmente presiede anche il comitato di gestione della Biblioteca Civica di Sospirolo. In particolare per il volume è stata curatrice anche di molti dei capitoli e ha approfondito svariati temi che adesso vediamo. Naturalmente dico, qui siamo una rappresentanza dei tanti collaboratori che hanno contribuito al volume. Nel testo ci sono anche altri aspetti che magari oggi non abbiamo il tempo di approfondire, ma mi riferisco alla flora, alla toponomastica, all'archeologia. Sono altri temi che sono trattati dai nostri collaboratori che oggi non ci sono, ma invito sempre al volume anche per approfondire questi aspetti. Quindi adesso passerei la parola ad Alba Barattin. Grazie. Buongiorno. Come qualcuno ha già opportunamente notato, il Macereto di Vedana sarebbe rimasto confinato negli studi accademici se non fosse precipitato in una zona di transizione fra, semplificando molto, la pianura e la montagna, mettendo in collegamento la pianura veneta attraverso la Valbelluna e poi attraverso la Valbelluna i territori della piana con quelli del nord. Quindi nei secoli è stato necessario sempre percorrerla, fare i conti con questa congerie enorme di massi, di ghiaie, di sassi, di tutte le volumetrie. E dunque un lavoro plurisecolare non solo per garantirsi il passaggio, ma anche per i villaggi che sono sorti sulle due sponde del Cordevole per rendere possibile la vita, i campi, i boschi, i vigneti, i prati, eccetera. Abbiamo tracce archeologiche e toponomastiche, proprio riferite addirittura al toponimo, specificamente al toponimo di Vedana, a partire dal tardo antico. Ma poi le testimonianze ancora oggi parlanti ci rimandano al XII secolo, quando lungo l'asta bassa, il basso Cordevole, nascono nel giro di pochi decenni ben 3 domus hospitales, 3 ospizi che dovevano evidentemente servire un nutrito numero di viandanti, così caratterizzati da varie tipologie di interessi, naturalmente, lungo la valle del Cordevole per raggiungere i pascoli, i passi montani, i territori settentrionali, le miniere, ecco questo è estremamente importante, che sono più a nord. La vicenda di queste domus hospitales finisce alla fine del 300 e un secolo dopo, a metà del 400, inizia la lunghissima vicenda ancora esistente della Certosa di San Marco di Vedana. Per noi, e non solo per noi, naturalmente il monumento e la sede di vicende storiche, di spiritualità, di studio, di assistenza alle popolazioni vicine, estremamente importante e significativa. Delle 4 certose venete, solo Vedana resiste come convento di clausura, ospitando appunto delle monache che ivi risiedono. Poi di questa benedetta zona di Vedana e soprattutto di Cornia, della mitica, della favolosa Cornia, tutti gli storici, Bellunesi e Feltrini, parlano, spesso mescolando nei primi secoli, mi riferisco alla fine del 300, 400, 500 fino al 700, ne parlano mescolando dati storici, tradizioni, leggende e sempre sostenendo l'esistenza di villaggi che sarebbero stati sepolti dalla frana del Monte Peron, a volte anche perché resi così ricchi dalle attività locali, soprattutto minerarie, da meritarsi la punizione divina per la durezza, l'egoismo dei loro cuori. È un po' il nostro mito di fondazione ed è una storia molto bella, conosce molte varianti, è una sorta di
commistione di miti di derivazione greco-romana e assomiglia moltissimo a una delle Metamorfosi di Ovidio, ad esempio, ma contempla anche la tradizione giudaico-cristiana, perché vi sono riferimenti al diluvio, alla distruzione di Sodoma e Gomorra, eccetera. Se ne conoscono diverse varianti, anche molto fantasiose, però è un po' per noi un punto di riferimento, no? Una leggenda eziologica che spiega in maniera fantastica l'origine della masiera. Viene raccolta da fonte orale e pubblicata da una studiosa veneziana attiva a Belluno alla fine dell'Ottocento. Ed è proprio nell'Ottocento che si comincia ad affrontare, sia dal punto di vista geologico sia dal punto di vista storico, tutta la questione dell'area, con un approccio così ispirato alle scienze come oggi le intendiamo, nel tentativo di separare storia reale documentata da quelle che erano poi le fantasie. Ma non mi soffermerò più a lungo su questa parte, perché il testo, ecco, chi volesse poi approfondire troverà numerosissimi riferimenti. Invece mi preme ricordare che nel libro, per la prima volta forse, si analizza un curioso poemetto della fine del Settecento, scritto da un letterato bellunese al suo tempo molto famoso, molto apprezzato, oggi totalmente dimenticato, ma in questo poemetto il suo autore era tra l'altro un funzionario della Repubblica, il conte Giovanni Urbano Pagani Cesa, il quale scrive con toni arcadici, preromantici, facendo riferimento per esempio alla poesia sepolcrale inglese, ai canti di Ossian che erano stati da poco tradotti. Ecco, descrive una esperienza spirituale all'interno di questo paesaggio delle Masiere. E lo fa, il poemetto è molto diseguale come qualità, ma dimostra un sentimento del paesaggio, una comprensione del mondo che lui si vedeva di fronte, del mondo fisico, quando ancora le Masiere non erano state intaccate dall'attività di cava, che è veramente consistente ed importante. Un'ultima cosa. Nel nostro libro c'è un capitolo dedicato all'attività alpinistica che si è svolta non solo sul Monte Peron, ma anche su questi macigni che un tempo, oggi sono quasi tutti distrutti dall'attività di cava, ma che un tempo punteggiavano proprio l'area. E ci andavano, a partire dagli anni 30, i grandi alpinisti bellunesi a fare allenamento su questi grandi sassi, che erano come delle Dolomiti in scala ridotta, presentando però tutte le difficoltà alpinistiche delle grandi montagne. Fra questi mi corre l'obbligo, ma anche l'interesse per una serie di vicende che vi spiego. Fra questi anche Dino Buzzati, che a un certo punto si ritrova a fare su e giù su questi massi con enorme soddisfazione, perché vi erano dei passaggi importanti che nelle grandi Dolomiti, amore infinito della sua vita, lui non avrebbe potuto, diciamo così, sostenere, affrontare. Lo fa con una guida, un amico, Gabriele Franceschini, famosissimo suo amico e guida, e dimostra in questa sua esperienza un profondo attaccamento proprio per questo ambiente. Del resto Buzzati era legatissimo a Sospirolo fin dall'infanzia per vicende familiari che lo hanno coinvolto. E moltissimi, per gli studiosi, sono i riferimenti nella sua opera proprio al paesaggio brullo, arido, a volte orrido
delle maserie di Vedana al suo tempo, cioè siamo più o meno negli anni 50. Oggi la situazione ovviamente è molto molto diversa. Un'ultima cosa, l'ultimo dei miracoli di Valmorel, forse la sua ultima opera, però anche una delle sue opere più straordinarie per questa commistione di invenzione, di immaginazione artistica e di invenzione letteraria e di assemblamento di materiali delle più svariate provenienze. Bene, dicevo, quest'ultimo miracolo si svolge nella mitologica città di Cornia ed immagina che Cornia sia assalita dai daborigeni, cioè da questi extraterrestri ferocissimi che arrivano, insomma, con l'intenzione di conquistare la città. Ma sappiamo, Santa Rita accorre guidando le sue astronavi azzurre e aiuta i corniani, ecco che torna la nostra città di Cornia, e questi extraterrestri vengono sconfitti. E poi conclude con la sua ironia implacabile dicendo: intorno a Cornia, nei boschi di Cornia, si trovano ancora oggi i resti arrugginiti delle astronavi nemiche. Grazie Alba. Allora cambiamo un po' tema, restiamo in zona, ne abbiamo già accennato qua e là. Un capitolo di questo lavoro è dedicato a quelle che furono, ci sono ancora, ma in minima parte, le attività di cava, quindi l'attività estrattiva nelle maserie di Vedana. E andrò a accennare in modo breve a questa parte del lavoro che ho condiviso e curato con Francesco Bacchetti, che è qui con me, e non c'è il tempo per approfondire, ma neanche il contesto per raccogliere e raccontare tutte le varie testimonianze che abbiamo raccolto dai protagonisti, quindi da titolari di aziende, ma anche da dipendenti o da chi in territorio sospirolese ha collaborato e ha condotto per anni queste attività. Ma do due note, questo sì, sul contesto e sul perché abbiamo voluto inserirlo all'interno di questo lavoro. Diciamo che l'attività estrattiva è un tema che ha caratterizzato proprio il territorio di Sospirolo, ma anche il territorio vicino di Sedico, e le aziende soprattutto, perché proprio il lavoro di cava ha segnato in modo puntuale e importante l'evoluzione dei territori, anche della conformazione territoriale anche dei due territori, in particolare per il territorio di Sedico delle due frazioni che sono quelle di Mas e di Peronga, consentendo nello sviluppo anche architettonico, quindi dal punto di vista degli edifici, e dando vita anche a un contesto sociale che si è trasformato radicalmente a partire soprattutto negli anni 60 del Novecento, in seguito a due in particolare eventi che ci sono stati, che hanno segnato il territorio bellunese, e naturalmente sono il Vajont in particolare, ma anche l'alluvione del 66. Questi eventi, uniti anche a una ripresa economica, anche che si attesta proprio in quegli anni successivi, quindi siamo negli anni 60, consentono lo sviluppo, prima l'avvio, poi lo sviluppo di molte aziende, consentendo anche proprio una ripresa vera e propria economica, una crescita. In parallelo naturalmente a questo c'è anche la crescita dell'occupazione, il calo netto del fenomeno dell'emigrazione che aveva caratterizzato quei territori fino a prima. E poi di conseguenza tutto un indotto generato dal lavoro di cava che ha consentito uno sviluppo anche territoriale. Non tutte lodi, c'è anche il lato negativo, e bisogna dirlo, nel senso che l'attività estrattiva e di cava ha causato una diversità, una trasformazione di quello che è il territorio,
con uno sfruttamento che senza dubbio c'è stato, il paesaggio è cambiato dopo gli scavi, anche se nel tempo, rispetto alla fase embrionale di partenza e di avvio dell'attività, ci sono stati naturalmente dei vincoli, delle normative, delle tutele paesaggistiche che hanno limitato l'attività di scavo al consentito, al necessario. E attualmente anche le ditte che comunque lavorano sono naturalmente obbligate anche per legge a provvedere alla bonifica e al ripristino del territorio dell'escavato, insomma, secondo limiti di legge. Qualche dato veramente breve per ricostruire un po' il contesto, e qua faccio qualche salto qua e là per capire quando prende il via l'attività di cava. Siamo all'incirca tra gli anni 30 e 40 del Novecento, con qualche pratica rudimentale, embrionale, che c'era già stata a inizio del secolo. A metà degli anni 70 arrivano le prime autorizzazioni allo scavo e avviene l'apertura ufficiale proprio delle cave in località masiere. Non entro nel dettaglio, per i concittadini è interessante, no, sapere anche dove sono collocate, dove si trovano, a destra, a sinistra di una strada che collega il territorio di Gron a Ponte Mas, ma ovviamente non entra nel merito con tutti i nomi, però è un lavoro di fatto di ricostruzione e di collocazione delle varie attività, delle varie imprese negli anni, che una volta registrato e archiviato speriamo sia di interesse anche tra qualche anno per ricostruire un contesto che di fatto non c'è più, perché molte attività hanno chiuso e quindi restano sono quelle attività, quelle imprese che in molti territori di fatto serve lavorare, non serve il lavoro, però di fatto per l'iscritto metterlo per iscritto e raccontare la storia magari talvolta sfugge. È stato fatto un lavoro di ricerca di quei documenti che ci sono, e ci sono delle fonti molto preziose di fine 800, citano anche le attività di raccolta di materiale. Una cava, siamo vicini al territorio del Masiere, siamo a Rosse Alte, fornì il materiale per la costruzione anche della Certosa di Vedana, già citata prima, e ce lo dice proprio un celebre architetto feltrino, che è Giuseppe Segusini, a fine 800, che scrive proprio in un suo lavoro, lo cito: nonostante il tempo trascorso, il buono stato delle pietre utilizzate nella Certosa sarebbe testimonianza della sua ottima qualità oggi come allora. E oggi possiamo ancora dirlo, perché di fatto è un gioiellino quello che è l'architettura della nostra Certosa. Faccio un passo indietro, mi riferisco agli anni 60 dell'Ottocento, quindi siamo in concomitanza con l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, quando ci sono le prime fasi embrionali e la coltivazione di cava rappresenta proprio una novità, una svolta, perché, come ho già anticipato, offre una possibilità occupazionale diversa, alternativa rispetto a quelli che erano i settori tradizionali di prima, essenzialmente l'agricoltura e l'allevamento. E insieme al lavoro delle miniere, che connotava un territorio non vicino, che è quello dell'Agordino, di Valle Imperina in particolare, proprio questo lavoro permetteva di offrire una vera risorsa locale come alternativa all'emigrazione. Nel libro sono poi specificate quelle che sono le varie attività. Io cito solo quelli che sono i pionieri, perché è veramente singolare ricordarli. Marito e moglie, che furono Giuseppe Trevisan e Augusta Tenier, a cui è stata dedicata anche una via in comune di Sospirolo di recente col cambio della toponomastica, che all'opera presso una delle attività di cava. Siamo a inizio Novecento, siamo subito dopo la fine del secondo conflitto, della prima guerra mondiale, scusate, e quindi si può solo immaginare quale fu il contesto, no? Sociale, economico, e loro con dei semplici strumenti, pala, piccone, carriola, quelli erano gli strumenti dell'epoca, e altri che servivano a vagliare il materiale, la gagliotta, la ramada, li dico in dialetto, sono proprio strumenti che ora si trovano anche in un museo da noi, che si possono vedere.
strumenti che servivano a vagliare il materiale, ma la loro grande intuizione era quella di aver capito che cosa offriva la cava. Una sabbia bianca, finissima, molto compattante, che veniva denominata proprio sabbia o ghiaia di Gron, anche dai locali, insomma, e anche fuori, perfetta proprio come consistenza per consentire la realizzazione, l'estrazione di cava, ma anche per realizzare proprio i manufatti e le opere. Quindi da lì ha poi preso il via una serie di attività che arrivano negli anni 90 soprattutto, e arrivare nel 90 diciamo che c'è stato il clou delle attività di cava, per arrivare ai giorni nostri dove invece il tipo di estrazione è calato vertiginosamente e le aziende che vi lavorano non sono strettamente locali, ma magari fanno riferimento ad altre attività nazionali. Ed oggi restano alcuni manufatti, gli antichi forni per esempio per la lavorazione della calce, che meriterebbero anche un ripristino e una salvaguardia, perché rischiano col tempo di scomparire e di non esserci più, di scomparire la testimonianza appunto di un'attività che invece c'è stata. Ecco, chiudo qui e adesso vorrei passare la parola per la parte finale a Francesco Bacchetti, che ha curato con me questo capitolo, ma in realtà è stato lui l'ideatore proprio di questo libro. Oggi è presidente onorario, ma presidente della Proloco allora, ma proprio per salvaguardare questa nostra cultura ha unito, diciamo, tutte le varie competenze e tenuto un po' le fila per parlare un po' del territorio, di dove siamo, e quindi passerei a lui la parola. Grazie, riavvolgiamo il nastro e partiamo come nasce, sviluppiamo un po' come nasce l'idea del libro, come si sviluppa. Da ragazzo, diciamo, e poi da giovane sono transitato davanti alle masiere di Vedana migliaia di volte, andando a scuola a Belluno, prima alle medie e poi alle superiori. E mi intrigava molto la leggenda sulla città di Cornia, e quindi pensavo a dove poteva essere la casa della vecchietta che aveva ospitato Gesù e San Pietro, pur essendo povera, e anche ipotizzavo, ma ci sarà ben qualcosa che riguarda realmente una città. E quindi con gli amici andavamo anche dentro nella zona proprio delle masiere e provavamo a togliere qualche pietra qua e là, sperando di trovare qualche indizio che riportasse a una ipotetica città, tra virgolette noi pensavamo romana, di Cornia. Passa il tempo e da noi si presenta in particolare un artista diventato poi famoso, che è Vico Calabrò, esperto nell'affresco. Piace a tutti, parlandone in Proloco e anche con altri, e ipotizziamo perché non realizziamo un affresco proprio nella zona dove si parla che ci fosse questa antica città di Cornia. Allora con Vico Calabrò, tra l'altro Vico Calabrò è anche il padre della Casa degli Affreschi, cura tuttora dei seminari sia a Treglio, sia a Facendi Pedavena, sia al santuario di San Vittore e Corona in Feltre. È stato ospitato e chiamato a illustrare la propria arte in varie parti del mondo. Tra l'altro anche per parecchi anni ha curato un rapporto con il Giappone. Ma veniamo a noi. Allora, l'affresco, Vico Calabrò in quegli anni, tra le tante opere che fa, ritrae anche in una litografia una delle leggende che riguarda Cornia.
Allora in qualche maniera lo contattiamo, accetta ben volentieri di fare l'affresco, lo realizziamo in una casetta che è posta appena prima del confine del comune, in località Ponte Ti Vedo Allora, Ponte Mas adesso. Ponte Mas adesso. Siamo nel 2008, portiamo in giro il nostro maestro a visitare tutte le zone dei dintorni della zona di Cornia, anche perché cerchiamo di dargli, come si può, un compendio, si può dire, di quanto si è sviluppato nel corso degli anni nella zona. Per cui saltano fuori i santuari, quello di San Gottardo, salta fuori il San Salvatore che si rifugiava, cioè il Sas de San Salvador, che si rifugiava tra le masiere a pregare. Salta fuori il trenino del 1925 che per 30 anni ha portato pirite, legname e anche emigranti da Agordo a Sedico. Salta fuori tutte le attività di un tempo legate ai fabbri piuttosto che alla fruitazione del legname, piuttosto che ai panifici e a tante altre attività, comprese quelle legate alla calce, all'uso della calce. Infatti in basso a sinistra, se vedete proprio in primo piano, c'è proprio la buca della calce che una volta accompagnava tutte le costruzioni di ogni singola abitazione, perché la calce era l'elegante principale, mancando il cemento. Insieme ci sono tutte le leggende che riguardano proprio la zona di Cornia, per cui da quella famosa appunto di Gesù e San Pietro, poi c'è quella del Secio Pien de Oro, poi ce n'è un'altra che qualcuno vede, intravede tra i sassi un buco, scende e vede luccicanti gli ori della pieve di Cornia. Insomma, ce ne sono tante di racconti che lui porta su questo affresco, che invito appunto anche il pubblico che leggerà questo bel libro a visitare, appunto appena prima del paese. In quegli anni, dopo il 2008, nel 2010 mi sembra, nasce il Festival dei Misteri, un prodotto proposto da l'Umpli in collaborazione o meglio, proposto alla Regione Veneto in collaborazione con l'Umpli, che è l'esecutore. Allora, parlandone anche con la signora qui presente, nasce l'idea: e perché non proviamo a promuovere un concorso letterario e lo intitoliamo Sospirolo tra leggende e misteri? Di misteri ne abbiamo tanti, abbiamo fatto il lavoro con Vico Calabrò e quindi nasce nel 2010, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, nasce il concorso letterario di Sospirolo tra leggende e misteri, che è arrivato alla 15ª con quest'anno edizione. Prego? 4 minuti. Da lì in poi nasce l'idea: perché non mettiamo su stampa tutta la raccolta che ormai abbiamo fatto e compiuto, tutte le ricerche che abbiamo fatto sul sito della famosa appunto città di Cornia. E allora prima una l'avevamo già trovata, l'importante è trovare chi descriveva il fenomeno geologico, e abbiamo trovato una persona veramente squisita, autore di numerosi libri, un insegnante che lo fa veramente con il cuore nella scuola mineraria. Poi abbiamo trovato altre persone sempre importanti, molto importanti, ne cito solo un paio: Cesare Lasin, primo presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bernunesi, che ha sviluppato la parte relativa appunto alla flora e alla fauna. Ma abbiamo trovato Italo Zandonella Calegher, che si è interessato per la parte alpinistica, perché il Monte Peron, ad esempio, è stato
anche scalato poco perché è molto pericoloso, proprio per il fatto che i sassi sono disposti in maniera verticale. Abbiamo avuto la fortuna che la nostra signora Alba Barattin aveva anche un marito che era un ottimo fotografo, che è Mauro. Scusa. Un marito fotografo bravissimo, e lui è l'autore di molte delle fotografie della prima pagina. Non solo, ma padre, madre, no, Spirito Santo, no, quelli che sono a Roma adesso al conclave, e figlia, anche la figlia ha contribuito in maniera, direi, importantissima, perché ha seguito la parte grafica e l'ha fatto con una meticolosità veramente encomiabile. È venuto, almeno da parte nostra, un bellissimo lavoro. Grazie. Ah no, posso aggiungere qualcosa? È l'ultima, quello che mi aveva chiesto prima Federico. Chiaramente abbiamo anche puntato sulla, come si può dire, sulla creazione di percorsi dai quali è possibile visitare, vedere proprio la zona, e che meritano di essere percorsi, da quello che porta al Sas di San Salvador a quello dedicato a Girolamo Segato, che è il più importante dei nostri sospirolesi, che porta a fare un giro attorno alle Masiere di Vedana nella sua completezza, e ad altri, salendo il Monte Sperone, ad esempio, si ha un campo molto lungo per cui si può vedere Sospirolo, ma anche le Masiere di Vedana, con il laghetto di Vedana, che è fantastico, è molto bello da vedere. Si può salire anche sulle pareti del monte, alle pendici del Monte Peron. Anche da lì si ha una bellissima vista che merita veramente di essere percorsa. Il nostro paese si presta moltissimo. Proprio per chiudere, abbiamo una Valle del Mis che è nota in tutto il mondo, si può dire. Si presta per le passeggiate, ma si presta anche per i giri in bicicletta, anche solo per, che ne so, per scattare qualche bella fotografia. Quindi vi aspettiamo al Sospirolo. Grazie a tutti. Grazie ancora per l'invito.